piano del centro commerciale Torri d'Europa, siamo all'ultimo casting per gli aspiranti Mister Topolini 2010. Questa è la prima edizione, quindi voi siete i primissimi. Come sei arrivato qua? Subito. Ci hanno portato le amiche e insomma ho deciso di provare, non si sa mai. Quindi ti hanno portato le amiche, ma si sono iscritte? Sì, certe sì, alcune sì. Le più carine? Le più carine, logicamente. Senti, cosa vuoi fare da grande? Da grande vorrei fare il capitano, comunque io studio presso l'istituto nautico. Anche tu, sai che non sei il primo oggi? Sono il primo? Ah, non sapevo? Beh, comunque, è buono sapersi. Ti piace il mare, ti piace navigare? Il mare comunque sì, soprattutto mi piacerebbe visitare tanti posti nel mondo, insomma, vedere come sono gli altri posti. E avere una donna in ogni porto? No, una sola. Ma come una sola? Quante? Come quante? Una per ogni porto dove va, insomma. Una per ogni porto. Vabbè, sei fidanzato? Spero di no. Ma no, single, estate, figuriamoci come fidanzato. Ho fatto una domanda stupida evidentemente. La tua giornata tipo? La mia giornata tipo, diciamo che sono un tipo che va abbastanza alla routine perché faccio sempre le solite cose ultimamente. Mi sveglio, mi alleno. Che cosa? Cosa fai? Adesso faccio rugby, però dato che siccome è finita la stagione agonistica dobbiamo andare complementare con la palestra, ecco, o con la corsa. E dopo alla fine vado al mare, di sera vado a svagarmi con gli amici, fuori, insomma. Fai tardi? Sempre. Fa sempre tardi, infatti ha un po' di occhiaie ed è molto abbronzato. Ma i voti sono andati. Sotto il sole. Che ha dormito sotto il sole, potrebbe essere pericoloso. Senti, il segno zodiacale? Cancro. Hai un sogno nel cassetto? Sì. Vincere Mister Topolini. No, vincere Mister Topolini, no, è una cosa che diciamo non è che spero, però mi farebbe piacere sicuramente. Comunque essere un produttore di film. Sì, sai che stai andando sempre più in là, tra poco mi cadi dalla passerella. Essere un produttore di film. Io faccio l'attrice, potremmo. Vabbè, buono sapersi, insomma. Vabbè, senti, vuoi salutare qualcuno? Sì, certo, vorrei salutare tutti quanti quelli che mi stanno guardando, in particolare vorrei salutare un mio amico Andrea Polle, il quale non ha partecipato per problemi tecnici, la ragazza. La ragazza è un problema. Un messaggio che solo lui capisce. Guarda, il microfono è tutto tuo. Andrea, te me sega deluso. Andrea, te me sega deluso e su Grazie a tutti. Grazie, ciao. In the meantime, stay, let me watch you break it down and dance. Gonna be okay.